Ragazzi, sta continuando proprio di brutto, proprio fulmini a far paura, proprio scendono proprio impetuosi, proprio a dice già proprio scassati. Adesso si stanno spostando anche verso il mare, in effetti, come potete vedere, sta un po', diciamo, dappertutto adesso. Vedi, non solo dietro la montagna, adesso anche vicino al mare. Quindi continua la pioggia, saluto, con questi fulmini che si sparano uno contro l'altro. Poco fa ne è caduto uno, ha fatto un rumore, una cosa esagerata. Gli è andata via la luce, è ritornata fortunatamente. Sì, sì, però sta facendo molto lampi e fulmini, è andata via anche la luce, diciamo. Quindi poi è ritornata fortunatamente, ma sta facendo molto casino. In effetti la pioggia è diminuita, ma i fulmini no, quelli poco fa secondo me sarà caduto un fulmine qua vicino, ha fatto un rumore. Guarda qua, oh, stiamo facendo le fotografie Sergio qua, proprio sta facendo così da oltre più o meno un'oretta, più o meno mo. Sì, in effetti sì, la pioggia mi piace, in effetti sì. Pensa che io con questa pioggia andavo a pescare, pensa un po' quanto stavo pazzo. Ciao Lulu. Con questa pioggia avevo il coraggio di andare a pescare. Quindi mi mettevo sul molo e mi mettevo in auto, aspettavo la toccata, diciamo, del pesce. Sì, sì, tanto sta facendo solo lampi, tuoni molto forti. La pioggia è solo normale, ma lampi e tuoni sono proprio pazzeschi. In effetti poco fa sarà accaduto uno qua vicino, ha fatto un rumore forte, gli è andata via la corrente per 2-3 minuti e poi è ritornata in effetti, quindi secondo me chissà dove avrà colpito, boh. C'è stato 2-3 minuti che è andata via la luce. Diciamo che non piove proprio forte, però vedete i fulmini sono proprio ogni secondo scende un fulmine, si può dire qua. Poi ecco qua dietro la montagna, ovunque oramai ci sono fulmini, saette, non si capisce proprio più nulla. Come potete vedere, guarda, stiamo facendo proprio i flash tra montagna e mare, ma non si capisce più nulla. Un casino proprio. Però la pioggia, diciamo, è diminuita, però saluto, l'intensità è normale, non forte forte ma normale. Ogni tanto prende lo scivolone che fa forte e poi ricomincia di nuovo. Quindi sentite come borbotta. Sicuramente sì, con mo ha fatto parecchia acqua, quindi credo che domani, guarda qua, oh, mamma mia. Diciamo che domani le temperature saranno sicuramente più basse rispetto a già oggi. In, in effetti adesso andrei a pescare, ti giuro, guarda, Franci, prepara tutto e andiamo a pescare a Salerno. Sì, barbotta proprio, si sente proprio. Dudum, dudum. Guarda, io con questo tempo, da giovane, diciamo, 20 anni, tranquillo me ne andavo a pescare. L'unico pericolo erano le canne che erano fatte in carbonio e quindi potevi colpire qualche fulmine, ti poteva colpire. Solo quella era paura, diciamo, attaccava, mamma è fatto, mamma mia. Diciamo che quello è solo il pericolo di andare a pescare con il maltempo, in effetti. Che un fulmine ti può colpire le canne, che quelle sono in fibra di carbonio
e quindi diciamo sono come un parafulmine. Però è bello andare a pescare con questo tempo, ti metti in auto e aspetti la famosa toccata per pescare, salute. Io mi mettevo in auto e guardavo la punta della canna, se si muoveva, mettevo il LED, quello là diciamo luminoso, e aspettavo la toccata. Sì, sì, io sto per l'ultimo piano, quindi si sente molto di più rispetto a chi abita al primo piano. Io sto, guarda qua, proprio in primo piano, quindi sto quasi vicino al cielo. Quindi diciamo che pure quando c'è il vento qua si sente sempre di più rispetto a chi in effetti sta al primo piano. Diciamo, perciò riesco a guardare tutta diciamo, il mare, la montagna, anche perché sto in alto, quindi da qui vedo la montagna invece da qua vedo il mare. Adesso anche a mare sta facendo un po' i fulmini, quindi credo che il maltempo colpirà anche il mare stanotte. Però vento non ce n'è, la situazione è tranquilla, a parte la pioggia regolare e i fulmini, non è che ci sta un forte vento, questo qua proprio no, vento zero proprio. Ciao Michele, qua stiamo facendo le fotografie Michele, sto facendo le foto ai fulmini io. Guarda qua, wow, mannaggia la miseria, mannaggia. All'ultimo piano è più brutto ragazzi, non lo so perché ma è così. Quando vado da mamma in maltempo non si nota, ma qua sì. All'ultimo piano ragazzi si nota molto molto di più. Poi specialmente quando cadono i fulmini proprio senti il rumore proprio. Poco fa ho sentito proprio un rumore assordante, ho detto che è caduto un palazzo. È andata via la corrente, poi fortunatamente è tornata subito. Ma secondo me stasera finiamo al lume di candela qua. Michele ragazze, femmine libere. E qua sta tutto impegnato, Michele. Mamma mia, che fulmine. Oh mamma mia, guarda qua, oh, mamma mia. Mi pare che sto facendo le fotografie, voglio. Da una parte bella, pure da te? E meno male, così guarda qua, oh, mannaggia la miseria, veramente. Qua stanotte secondo me è proprio un casino, ma ci vorrebbe proprio un UFO ragazzi per fare una bella ripresa. Se esci caro UFO così faccio pure una ripresa di maltempo con l'UFO. Potessi pure sci. Mamma mia, proprio i fulmini volano qua. Mi pare di stare in primo piano qua. Mi pare di stare in strada. Madonna. Sì, sì. Sarebbe ma faccio maltempo e UFO, oh, non mi dà la miseria. Signor UFO, se gentilmente potete uscire così facciamo la ripresa. Ha visto, grazie, è nera però, anzi nera no perché sta facendo tante flash. Proprio nero, nero no, è tutto azzurro qua. Ogni secondo un fulmine arriva, quindi bravo. E vabbè, mica, però tu la vedi una bionda, la vedi una 1,70, la vedi un occhi azzurri, diciamo che tu non vuoi. Allora ragazzi facciamo l'appello a Michele, Michele, va a trovare, cerca, lo dico in italiano perché dopo qualcuno dice che io parlo napoletano, dopo non mi capiscono.
Sì, sì, vabbè, ma quelle durano poco a finale. In effetti, ragazzi, facciamo un appello su YouTube. Saluto, guarda qua, per Michele. Quindi cercasi ragazza massimo 40 anni, giovane, bella, ricca, bionda, occhi azzurri. Penso che la basta, no? Quindi per informazioni potete anche contattare a me e vi metto in contatto con Michele, ragazzi. Quindi facciamo tipo, tipo il programma che facevo cercasi coppia. E ciao Giuditta, grazie, va trovando troppo. Non mi sta a sentire, la trovando giovane, bella. Facciamo un appello ragazzi, se esiste diciamo questa qua. Sì, più o meno 2 orette, non di più, quindi durano poco alla fine. Quindi ragazzi facciamo l'appello nella notte delle stelle qua. Cercasi ragazza bionda, 1,70 minimo, 1,60 no perché è corta, occhi azzurri, quindi non imbrogliamo. Bella, mi raccomando, ma bella bella, magra, snella, fisico, splendente, ricca se possibile. Maronna mia che me la sta facendo. Se sei così contattami e io vi farò conoscere Michele. Va buona così, grazie, no? Penso che ho fatto un bel appello. Oh no, Michele? Un appello più belli di questo. Oppure cercasi signora 99enne, ricca, ereditiera. Domani sì, mamma mia. È allerta, sì, sì. Rischio idrogeologico, quindi allerta gialla a finale. Pure io ragazzi faccio l'appello pure io, cercasi 99enne, ricca, ereditiera, senza figli, senza parenti, e quindi è da rimanere tutto cosa a me. Quindi se esiste questa signora può contattarmi. Vedi? Ah, pure a Napoli, ah, grazie, ragazzi scusatemi, quella famosa bionda ricca bella a Napoli deve stare, perché sennò è un casino con questo. Invece ragazzi a me quella lì valida la 99enne miliardaria, senza parenti, senza nessuno, può stare pure in Finlandia, vado pure là, non ci sta problema. Secondo me rimane con tutto sto mal di tempo. Mi sa che le scuole forse rimangono chiuse, boh, non lo so. Anche se diciamo, diciamo sul sito non ci sta scritto nulla di scuole chiuse ragazzi, quindi non posso dire di sì, dipenderà forse. Fino a stasera non ci stava nulla comunque. Sì, sì, Finlandia, sì, Norvegia, tutta l'Europa mi sono girato, Sergio. Quindi la vecchia con mamma mia bella, può stare la signora anziana, può stare anche Norvegia, fiordi norvegesi, Austria, Cecoslovacchia. Russia, sono stato quasi dappertutto, non mi manca nulla, solo devo andare solo in Africa. E poi dove sono? In Africa, e negli Stati Uniti, poi sono andato quasi dappertutto. In Grecia ci sono stato, Medio Oriente, Francia, Spagna, tutta l'Europa intera intera. Non lo so Sergio, ti dico una bugia, Forse se continua così credo proprio di sì, faranno tipo una chiusura per maltempo, forse, Anche perché domani a nord Italia sarà bel tempo, quindi solo. Lo so, ma scherzavo, vale, solo che però se ci sta quella di 99 anni così subito scappo. Vabbè sì, vale, ho capito che sei impegnato, però se ci sta questa signora 99enne, senza parenti, saluta, e senza niente, un'eccezione la vado a fare, scappo. Quindi, però deve stare bene 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 bene.
Poi diciamo, quanti anni può campare? Lo so, sono impegnato ragazzi, lo so, sono fidanzato, lo so. Mi chiedo, finisce, mo mi chiedo farsi piglia tutto, mo, hai visto? Come ha sentito soldi questi, ha cambiato idea, mo non ne voglio più biondo, mo. Ma non ce la faccio mica con te, eh. Quindi ragazzi, anche Michele accetta 99enne, senza parenti, mi raccomando. Miliardaria, senza ereditieri. Lo so, ma quello Michele mi ha fatto una richiesta esplicita. E io dice la voglio bella, bionda, occhi azzurri, magra, pure a Napoli la vuole. Non è pure specificato che deve essere pure di Napoli, quindi in effetti dai, è esagerato un po' Michele. E io invece ho detto ragazzi io la voglio così. Sono seri, a me va bene tutto. Vabbè, allora Michele va bene tutto ragazzi, quindi rimangiamoci le parole. Voglio un male tempo è proprio esagerato. Quindi diciamo che continua l'ondata di maltempo sul Salerno, sperando che fino a domani mattina e a così stiamo facendo proprio il fotografista, sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo sul canale sicuramente. Tanto con questo tempo. Quindi con questo tempo è impossibile che uno va a dormire, no, no. Stasera non si dorme, si fanno l'una alle due perché è bello vedere il maltempo. Quindi devo guardarmi lo spettacolo, ho aspettato un sacco di tempo. Le bionde se lei ci monti non sono per un granché, guarda, addirittura le dobbiamo ci montare. Guarda, mica subito Valeria esagerati, eh. Guarda, Michele, no, io ti faccio il racconto, no? Io prima ero sposato, no? E ti posso garantire che io stavo con una come dici, mamma mia, bella. E io ti posso garantire che stavo con una bionda, occhi azzurri, 1,75. Davvero, davvero. Poi mi sono divorziato alla fine comunque. Quindi non è vero che al finale la bellezza conta più di tanto, in effetti. Se vedevi quella lì ti mettevi le mani nei capelli. Quindi non è il problema della bellezza, quella che finisce cambia. Quindi è sempre il problema il comportamento. Quindi se il carattere è di merda non serve a nulla essere occhi azzurri, biondo, alto, non serve a niente. Come si dice qua a sud, tu lo sai, il quadro è bello, però non funziona. Quindi è inutile. Quindi te lo dice uno che già c'è passato, quindi. Sì, mica io ti giuro, era cittadina straniera, era polacca, quindi immagino che già tutte le polacche comunque sono tutte bionde, occhi azzurri, quindi era di nazionalità polacca, quindi immagina. E adesso finalmente io, sì, sì, finalmente. Quindi diciamo che il quadro era bello, però il carattere era brutto. No, ti devo dire la verità, Valeria, quello che avevo io prima, diciamo l'ex moglie, adesso sono divorziato, anche senza trucco stava bene, il carattere però di merda, quindi al finale, come ho detto io, finale. No,
guarda, io devo essere sincero, ho sempre avuto, e non sono una bellezza io, partiamo da questo, non sono il ragazzo palestrato oppure questo, partiamo da questo, ho avuto sempre fortuna, diciamo, grazie a Dio, diciamo, ho avuto sempre fortuna, però poi vedi, mi finì sempre male poi al finale, però ringraziando Dio non sono mai stato solo in effetti, quindi diciamo mi è andata bene, poi dipende, Poi io quando ce ne stanno troppo, mica io quando non ce ne stanno neanche uno, come dico io. Diciamo che pur non essendo una bellezza chissà che, io mi sento una persona normalissima. Ho avuto fortuna, diciamo. No, no, però anche il viso, quella lì che stavo prima, no, no, devo ammetterlo, anche se è finita male, devo ammettere, diciamo che era così. Quindi, anche se aveva un caratteraccio, però non posso mentire. Messicano, sei andato in Messico tu? Ad esempio in Finlandia, ragazzi, mica, mamma mia, in Finlandia io sono stato 6 mesi per 5 anni, sempre nel periodo estivo, e ti posso assicurare che quasi il 90% sono tutte bionde, occhi azzurri, altissime, fanno... Lì secondo me se vai tu rimani là in effetti. Però hanno un brutto vizio, mica bevono di brutto, ti posso assicurare che il sabato e la domenica là fanno paura. Ah, ti sei sposato in Messico proprio tu? Quindi mo fagioli alla messicana, adesso mo. Quindi diciamo, adesso hai fatto un messicanino, hai fatto tu. Figlia, adesso è la tua no. Quindi hai fatto un piccolo messicano allora, non lo devi fare ancora. Guarda, già nasce col sombrero. Tequila? Sì, uno, allora già sta con l'ombrello e tequila. Il famoso, il famoso cappello e sombrero. Lo so perché ho fatto il banco, diciamo, gastronomico messicano con le tortillas. Sì, sì, guarda, io sono stato in Finlandia, ti giuro, il sabato sera le ragazze bevevano più degli uomini, ti giuro, una cosa pazzesca. Penso che poi ogni birra lì nei pub costa 10 euro, quindi... Ah, quindi stai pure divorziata, adesso tutti quanti abbiamo fatto famiglia allora, ragazzi. Tutti quanti, mi sa perché al finale tutti quanti poi divorziano, boh. Vabbè, sì, vale, è normale, pure una bella mora, sì, mica stiamo parlando, diciamo, che solo le bionde sono belle, no? Anche le more, per l'amor di Dio, Si parlava che Michele la voleva bionda, perciò stiamo parlando delle bionde. Dopo, vabbè, sono stato sei stato più fortunato tu, io 18, quindi sto più avanti di te io. Quindi in effetti da me dopo 18 anni, che Alessà, quindi ho vinto io, Alessà, ho durato di più. No, meno male. Secondo me il Padre Eterno ha voluto così proprio. Vabbè, ma lui abita lì adesso in Messico, Alessà, o sta qua in Italia, no? Spero che sta qua così lo vedi, no? Che fai ogni volta vai in Messico?
Sì, ma in Messico dico. No, io cani non ne ho. Mamma mia. Ah, ok, pensavo che stava in Messico, perciò ti ho detto. No, mica io cani sinceramente lo avevo tanti anni fa, poi non ho voluto più averne, quindi stop con gli animali anche perché stavo sempre fuori, quindi non potevo accudirli, diciamo. E vabbè, si vede che l'ex sua sta qui in Italia in effetti, non è che sta in Messico, anche se in Messico è bello. No, in effetti lui ha detto 14, io ho detto 18 anni, quindi ho durato di più io in effetti. Quella baracciata fuori dal balcone. Non capisco, Michele, spiegati meglio, quella bracciata fuori dal balcone. Bracciata, bracciata. Boh, forse c'è sbagliato a scrivere, bracciata. Sembra che... Bracciata. Vabbè ragazzi, vi saluto, il tempo è passato. Secondo me si è calmata un po' la situazione, quindi ora ha terminato di piovere, diciamo. Quindi ci sentiamo sul canale ragazzi, buona serata a tutti. Ci sentiamo più tardi, ciao.